Capitolo. Ieri non hai capito. Sulla ruota di Vezzano, Piazza. Il rione Piazza. Francesco Esposito e Alessandra Sceva. Allora, comincia la disfida del rione. Che rione era? Capitolo. Ahimè, mi rendo come cominciare me sta giornata. Cosa dovrei fare? Ah sì, che anche ancora devo convincere qualche vezzanesi che la festa dell'uva è finita. E che la sarà me che la smettessi da dannarsa perché sto inutile ricordo. Ma aspettando, chi passa carca d'uva? Oh, buona giornata, capodiavo! E te cosa che fai? Va via, lasciami lavorare che mi devo guadagnare il pane, Me a vago dove mi para? E Armando chi? A dar cognosso le tue intenzioni. E te lascerò convincere altri vezzanesi a lasciar perdere la festa dell'uva. La nostra meravigliosa festa dell'uva. Sì, è meravigliosa. Una volta, stampe a sentire. Non ti imbarazzare da cosa che ti riguarda. Ho persuaso tutto il consiglio comunale a non continuare sta festa. Tra la scoria lesionata, il comune anche e la storia della ripa già non finì i soldi. E se mangia anche il vitello un panza alla vacca, soldi finì, persuasi loro, persuasi tutti. Sì, ma intanto la proloco, non te graffè a convincere. La proloco è vero, ma la Nadia, la cappa, ha godato il compito di trovare i nostri friend Tussagno e così lei sempre in giro. Non si imbarazza più del paese. Anche se ogni tanto la sorta con carca commedia di teatro e magari la buttano alla festa, ma ormai sono a posto con lei, anche se è un poco giù. Sei proprio un gabo, ma la festa è già il rione. E con loro sarà difficile convincere. Il rione? Già il mio punto di forza. Dai, dimmi, che ti rispondo, già sparì quasi tutti perché mi ha dato retta a me. Ah sì, San Zorzo. San Zorzo? È un po' scomodo, ma pieno di gente con voglia da lavorare. Che te starò chi fevo, ho parlato corvile e a Goito, che se continuava curio, io dovevo lavorare d'ora al giorno col comune. Puff, io sparito. Ah sì, e i carobi? Carobi particolari. Quando ce n'è dopo però, ho dovuto mandare via la Maria la spesa e far cioppare un po' di commedia a Turion. E puff, io sparito. Montaregura? Gingillo storione, e basta però far passare la voglia solo che i due chi dove volevo lavorare e poi ho fatto buttare sul cavanon che era un'istituzione e puff, io sparito. Ah sì, e le bottine? Lì avevo un po' più da fare a non capire bene cosa è accaduto. Per merito non è tutto il mio, ma anche lì puff, io sparito. Ma tu sai che ti assomiglia a una che ha lavorato in uno spizzaferri? Sì, vabbè, finistra lì. Dimmi del castello. Il castello, che lo sta in sta momento a sparlo, già dura 2 anni, che avevo più problemi che il libro di matematica e puff, io sparito. Ma tu sai che ti pari la capuriona del castello? Quella che la sta a Fornello. E finiscila lì con sta storia. Poi agli altri rioni. Non sarà così facile. E il bordo non te la farei mai. Sì, il borgo prima o poi la finirà anche a lui, ma sarà l'ultimo. Pur da vincere a gente disposti a fare di tutto. Nicò da vendersi l'anima al diavolo. E sta un po' zitto. Non te che credi? Mira, venchi. Vale se te vedi a firmare il contratto. Anche credo. Ma la voglia di quanto di San Michele è dura. Non sai convincere mai. Tu dici te. Tanto stanno fatto sortire la legge che passa a mezzanotte la si smorza tutto. Lumi e suonatori.
E poi con loro basta tagliare la vigna in tu zocco e te vedrai che sa Michele che punti ne va mica ai cazzifanti, Sì, ma la piazza, però, è sempre là. Lo so. Io la comanda la signora Angeloni. La decida cosa e come fare. E dura anche per me andare in resa. A ne sorta manco da comandare, manco per povero Cristo da suo marito Simone. Sta chi è proprio dura, ma te vedrai che la farò sì, no? E alla fin la gara nuova leva del capitolo con loro, come la metà? Già un po' così. Avevo mandato fuori i vecchi e avevo pigiato i fatti che ne dovevo capire un belino. E invece la gente tutti fatti con la testa sotto la spaglia. Una volta già hanno fatto il morino a vento, un'altra volta la fontana di vino. Per non farci vincere ho dovuto comprare la giuria. Ma manco così mollo sti chi è per questo che sto aspettando il capurio per parlarga. Io dovrai arrivare a momento. Eccolo lì. Poi me che brutto tempo, devo anche ne. I fanti già stracchi e dopo tutto sto casino nessuno da te sta a sentire e nessuno ti già aiuta. E chi te lo fa fare? Mola di tutto, no? Non molare. Te vedrai che bel lavoro domanda sera. Domani la cioccolaiga, tanto lavorare per niente. Anche se la fussa, fello per voi, per stare insieme, per divertirvi. Sì, divertirsi. A cosa fare? Fai come quelli che deve anche stancare ognare, no? Almeno per stracchi la schiena, su. Lanza che te che ragione. Già l'ultimo anno questo tipo. Bravo, così te mi piace, ti dici proprio bene. Ma bravo cosa? Lascia perdere anche voi, la finisce tutto. Armarà solo la fisarmonica. La grada è vinta, vedrei che tutto è messa a posto. Cerchi da donare puzzente a capotè e poi fela per voi altri e non per paese. Se vi piace farla, fela. Te che ragione. Noi la festa alla fa perché la che piace e la divertiamo. E a chi non che sta bene, chi va dall'altra parte. E te? Me? Sì. Vattene a cagare, a me Ascoltando maestracame, a non posso più. E cosa è? Le dura la vita per Capurion in questi tempi, Ogni volta la sorta una mozzata. Stanno nella volta della scia unica. Ecco, la ne bastava la scia chimica, ma le sorti anche la scia unica. Me non so dove andremo a finire con tutto questo inquinamento. Ma cosa capì? Ma cose che c'entra l'inquinamento? La scia unica la dà comunque a tutti i rioni e la serva per poter friggere di sgabelli. No, mira, med che stia novità a non vuoi sapere. Noi di piazza per friggere a fare come hanno fatto tutti gli anni, andando a cucinelli a pigiare la bomba. Adesso proprio possiamo a lunga, no? La novità, le mica finiti. Mo, come fa a spiegarti che è sortita tutta la normativa sulla sicurezza? Primo, stanno guai a gas arciuso. Te vuol dire che non si può manco più fare gas arciuso? Ma di una te si deve essere un sindaco a dirmi dove devo andare a scorrezzare. È proprio vero che per il sembra anche per medicina, E la nemica finiti. Per comune, i servo su segnala tutti alla via di fuga e a se parla fino del New Jersey. E non lo dire, l'amministrazione può scappare in America? E te credo, con tutti i soldi che hanno speso stanno per sta festa, povero sindaco, insomma manco sciancare i capelli dalla disperazione. Te capisca proprio un belino. In New Jersey i gente di muretti di cemento. E già mettono tutta la strada e se qualcuno il va incontro e torna Andrea. Bene allora, bella idea. Tanto ultimamente la diventata di gente andavano anche Andrea. Ma difatti il sindaco già insistì e la spunta lui in già metto pu. La basto doi cecchini.
dal cimitero dove stanno sotto e uno dal cimitero dove stanno sopra. I cecchi, ma come già uno ammazzare? A me basta dar mandare Gendri, i già uno proprio ammazzare dal cimitero, i fanno tutto in una volta e chiuso l'argomento. Basta, mi amarendo, dartelo da intendere a te è come pistarla e canter mortale. Cambiando argomento, mi. Allora, te la comenzi o no sta di sfida? A San Chi da un quarto d'ora. A me sta non l'ho mica fatto. E allora cosa stanno a fare Kinzimo? A farsi i capelli. Ah, te volessi dire che abbiamo fatto montare Kinzimo con tutti sti affari in te la testa per niente? Ma me mi pare che ti sta di fino a bene. Bella l'idea di tappi di sughero, un tono con la manifestazione. Te invece a questo che sei messa? I rotoli della carta da culo che ho finito, invece che tardi. Tanti, Dite che ha mandato tanti a volte a cagare a tuo marito, Sì, ma sì. Invece che dirla mozzaglia, prova te a farti venire a mente a qualcosa. Stanno a Zan, a ne è successo niente. Niente? No, non mi posso credere, Chi a Zan la gente la sa tutto da tutti, anche quando te sei posto fa, sta pur certa che la che qualcun che lo sa per te, tutti a ciacciurare, a spiacclare. Anzi, ma come venga a mente, devo mettere la tendina alla finestra d'accesso, perché che da fronte io sempre a sperlociare. Non ti preoccupare che se te vedo la tendina la già metto loro. Fermata, una cosa in piazza le è successa, un sposalizio del millennio. La che era tutta la piazza in festa, il pennello di Carobi, mo il pennello a Solonca, il viaggio di nozza poi, una crociera antica Caraibi. Oh, peccato che la Irma l'ha rovinato tutta la vacanza, Ma non mi dire, mi sei portato anche sua sosera. Irma Tifon, dei 6 giorni del mare a forza 4. Anche sono stanca me in crociera, quando festeggiai i 50 anni di matrimonio con mio marito, hanno fatto un secondo viaggio di nozza e quando a 7 ore a San andare a letto, mi sono fatta trovare tutta spoggiata sotto i lenzuoli. E cosa hai fatto poi? A copigiava sua mamma, figurati lei che tipo carta vedra, e me la sono fatta passare su tutto il corpo. Poi a bisottà, mira, a son venuto un letto con la camisa da nota che l'hanno fatto mia mamma. E lui? Lui così tanto? Ti potevi dare una stirata. Era tu stagnine, a me sa che se chiedesse un incentivo per la rottamazione, la prossima caparta. Mira che sento, Vecchia sì, ma ne stavo mica capito, Oh. E così che c'entra il capitolo adesso? Ma come tu sei? La che sta una rottamazione mica da poco, I vecchi già messi tutti a fare sgabei e frissoni di Castignazzo e i giovanotti tutti al comando. Stanno gli hanno fatto tutto tecnologico, Adobe chi si muove. C'è l'unico io chi ha la wifi. Sei arrivato alla foresta e chi la sarai mai sta wifi? Noi di piazza, le indiani cagava Zenege. E con tutta sta tecnologia i vecchi poveretti tutti alla gantusina, non impugono da niente. No? I già tiro fuori solo per cosere di macaron al tocco, quando la prolocco la fa il filo della fontagna. Tutti che i vecchi l'hanno arrabbato a Prolocco? Capurion. Quanto te ne daresti per tutti sti vecchi? E questo cagavi ha risposto la Nadia, non so di niente. Affare fatto. E invece perché il Borgo l'esodo già sta volontario e che chi è rimasti in giavoni su manca ufo, gli porta una rogna. Devo dire? Ma te scherzi? Da dopo che hanno steso tutti all'ombrella, già in 7 mesi che hanno piova, manco una pomata le madura st'estada. Speriamo che stanno anche venga a metodo di stendere la murandia, che hanno pisa pure su. Ma almeno la che sarà qualcosa da scrivere già di sfida. Come medio costa di sfida? Oh, sul comune non si può dire niente, perché per tutti il comune ne fa niente. Sulla proloco manco, perché che la fa niente, non fa niente per definizione. Che del Borgo non ti avvedi mai a nessuna manifestazione. Che del capitolo invece non ti avvedi manco la domenica mattina quando passa la giuria. E che del San Michela, in sentanto mai a logare sul cimo, quando va manco le crave. E stanno poi, gli devo aver fatto di adobi tanto brutti, ma tanto brutti che anche la torna da una parte la se tanto mai incazzata che le vegno verda e dall'altra la se tanto schifà da diventare zala come la lofa.
Mira, me allora aspetto che la Fenisa la messi in piega e come si smorza sta fare, a sta con su e a me vado. Oh, se te sta su te, amarauto anche a me, Prima però a voi fare i saluti come in televisione. Saluto del castello Mezea Allegra. Che è sempre incazzato. Saluti Nico, a me fra il libro in piazza. Chi ha perso? A mio marito Guido. Chi gancava la patenta dopo chi l'ha visto Super Fabianetto. Me sosero Fortunato. Lui poi impesta sempre della merda in via Spromonte. Speriamo che ne vada su per la pradera di San Siro di questi giorni, E smerda tutto il tappeto a che del borgo. E al capitolo me ne voda Assunta. Che sta licenziata, mo la sta tutto il giorno attaccata a wifi. E scusa, e tuo zio Bruno? Ma chi? Che lo valido come a mo'? No, lui no. Allora, silenzio per cortesia e la disfida del mio nipote. Buonasera a tutti. Intanto volevo dire subito che la nostra sfida non può essere né una critica né uno sfottò verso gli altri leoni, ma un invito a tutti quelli che hanno sta sagra perché non la finisca, ma la si possa rinnovare pur tenendo viva la nostra tradizione, la nostra cucina e il nostro dialetto. Là che è un proverbio che dice: i vecchi i piantu la vita e i giovanotti i la vendevano. E allora è proprio loro chi vive sto paese, chi teme tanto che la festa la riesca bene senza che sia la rivalità e tanto spirito di collaborazione, anche perché la sagra dell'uva è quella che più di ogni altra cosa la mette in moto tutto il paese. I vecchi già strati, e allora bisogna andare avanti i fanti e i giovanotti, che è ricchi di idee, di voglia di fare, di grinta e di bella speranza. Non per far morire sto paese, ma per farlo vivere, che per noi è il più bello d'Italia. I sanno ben tutti turisti che vengono a visitarlo e tutti quei paesi vicini che da tanti anni vengono alla sagra dell'uva per bere un bel gotto di vino buono. E allora la sanno far loro e magari vedremo che già più bravi che noi. La stessa cosa però l'andressa fatta anche con chi comando. Via i vecchi e dentro i giovanotti, chissà, forse la cosa l'andrà su me per tutti. Buona sagra a tutti. Ringraziamo anche il direttore, quindi In mezzo alla vigna i tanti mosculini. A me Maria, si vede per questo, non già trovare Nicole delle vespe. Chi, la che ti fa l'attenzione, va a venire in pieno di boletto. Ah, quando te crescerete capire che quella che fa un pomara, nelle vespe che può parlare. Oh Maria, i già infanti smalizia, fasa tornare tranquilla qua. Se ti viro le balle per la festa, non ti far venire al mar di testa. Tu mi fai pensare alla sagra? Che te venisse la podagra. Simo, ti remanico affidenti e maledizione, tanto che ne mi viro anche a coglione. Ma sentite voi, pur che non sacra del lume del vin, la mia pare un casino. Sta zitto e pensa a vendemmiara. Ai discorsi d'allargamento, pensa solo a divertimento. Maria, te dici bene, ma con tutti questi problemi, come faremo? Anne, la basta fantasia e passione per far bello il nostro Rio. I soldi da spendere che ma facciamo bello a fare. E come a tutti gli anni noi fanti, pochi discorsi e andiamo avanti. Maria, ma te la ricordi il grappolo dell'anno passato, fatto a uomo, siamo rimasti tutti a bocca aperta. E gli altri leoni, gli scappevo la sberta. Ma che credo, Anne?
Quando ti pigi via Verdi poi ti perdi. Se trovi Rio Naverto per trovarne un altro ti pare ad attraversare il deserto. Arne, Maria, a Marconte così fanno stanno in Rio. Che del Borgo Sovran le nanno cangiavano. Alla proloco non dito niente. Avevamo paura della presidenta. L'anno passato ci hanno attaccato una distesa d'ombrei e delle lenzuoie alla finestra. Non so se ero mai. Da Oleginia credevo chissà quanti a sborsà. Poi mi hanno detto che già pia Marinella dai non comprare. Ma che vuoi comprare Olegini? Mi siamo fatti a portare all'Eurospin dal Capurion, Francesco Battolini. Ma stanno in una l'auto da pensare. Io ero tutto impegnato a vedere sposare. Te lucri tu dove c'è un'auto e al capitolo te fa un salto. Se infanti impegnati, e si fa un culo come la ca. 2 botia, 3 ferci, 2 tavola e 2 andana. E già tengono insieme per 2 settimane. I canto, i bevo, i sono, i si diverto come matti. Alla sera, un pe, a una hermana amica tanti. I nostri vecini di Rio, c'è sempre che con falò. Siccome in piazza un strato non vinto mai, stanno già in chiamare Nicola Luca del Bonsai. Ma Simon mi assicura una cosa le sicura, con Natale, Pasqua e Santa Maria ti trovi il banco della piazza senza andar via. E ormai le tavole la cresciuto da loro, come i funzi con l'acqua e il soro. Il marito Simone, che deve essere l'anno buono, se noi tappa tutti i tubi e l'aiga la andà a prendere a Montebon. Ma la gente bisogna far tornare, ne bastano una vecchia alle terrazze per farci arrivare, che vuole la passione del Rio, proloco, amministrazione, perché a parole la che poca voglia, a me sembra che sta sagra sia diventata una rottura de cogia. Insegnano a loro, ai fanti, i valori della tradizione, in modo che la festa la gabbia una continuazione. La provincia te può tirare, ma una bellezza così te la può trovare. Basta parlare poco, lavorare non solo criticare. L'Etanga ha bisogno di tutti e di tutto, non come agli ultimi anni che sembra proprio più brutto. Buona festa di Luca a tutti. Bravi, complimenti. Allora, complimenti a tutti. A questo punto la sfida si conclude. Un attimo di silenzio. La sfida si è conclusa, lasciamo la giuria alle proprie valutazioni e io vi ricordo brevemente il programma della sagra che